Ad un anno di didattica a distanza intermittente tra lockdown, distanziamento sociale, mancanza di contatto con parenti e amici, restrizioni messe in campo per arginare il dilagare del Covid, le ricadute psicologiche si fanno sentire, specie tra i giovani. Io, come dire, ho sempre avuto una posizione molto precisa rispetto alla didattica a distanza. Non credo che sia una buona cosa per i giovani, non lo è assolutamente, perché comunque il trascorrere molte ore chiusi tra le mura domestiche non fa bene a nessuno, non fa bene all'umore di nessuno, non fa bene sul piano della socialità, proprio perché tutti quanti sperimentiamo il fatto che se passiamo diversi giorni chiusi in casa, quando usciamo proviamo quasi un senso di paura, no? Nell'incontrare gli altri, quando non addirittura di fobia vera e propria. Meno didattica a distanza si fa, meglio è, sentenziano gli psicologi che guardano all'isolamento degli adolescenti con preoccupazione. La psiche umana funziona che più tendiamo a rinchiuderci e a ritirarci, più questa cosa, come dire, ci fa come una specie di copertina di Linus, di cuccia calda, no? Per cui soprattutto i soggetti un pochino più fragili paradossalmente stanno meglio chiusi in casa, stanno meglio perché non hanno la difficoltà di incontrare l'altro e quindi di avere a che fare anche con quello che c'è, come dire, di, tra virgolette, traumatico nello stare con gli altri. Questa cosa poi produce delle involuzioni e delle regressioni notevoli. Un SOS che arriva proprio alla vigilia di possibili e ulteriori chiusure scolastiche discusse in queste ore sul tavolo della politica, di qui l'invito alle famiglie. L'unico antidoto che io conosco a tutto questo è proprio cercare, per quanto riguarda i genitori, il più possibile di stare in relazione, di giocare insieme, riscoprendo alcuni giochi di società, di chiacchierare, di guardare un film insieme, di non lasciarli soli.